sempre Titi, oggi sono al Caio Bianco, sto Marina, l'aperitivo operativo e oggi sono venuto a chiedere ai Veneti un argomento che riguarda veramente tutti, il catechismo, andiamo a vedere. Parliamo di catechismo. Sì. Quanti anni avrebbe Gesù se fosse vivo oggi? È morto nel 33. Sì. Adesso siamo al 2019. Sì? 2052. Oh, hai fatto la dizione? Non so neanche cosa che ho fatto qualcosa, ma non... Capo Chiricheto. Sicuramente più di 32, 3. Ah, più di 32. In che anno è nato? Primo avanti Cristo? Ah, nel primo avanti Cristo. Non lo so. Dopo Cristo. Ah, dopo Cristo, perché Cristo può mica essere nato avanti Cristo, è nato dopo Cristo, giustamente. Dopo Cristo, Sì, giusto. sì, sì. Aspetta. 2033. 2003. Siamo 2019 più 33, però io è morto a 33 anni, quindi più 33, giusto? Ma no, se l'è nato nell'anno 0? No, aspetta. No. Quindi dal 0 al 2019 sei un tot. Ok. Quindi un attimo a calcolare dal 2019 al 33. Ma tu hai studiato ingegneria? No. Ok, 2019, 29, 10 anni, quindi da 29 a 3 sono 2 anni, quindi 12 anni. Dal 2019. Mi son perso. 2019 più 12 anni. Più 12 anni, adesso sono passati a 12. Facendo due conti, 2019 portai bene. No, una botta di saluto del catechismo adesso. È avanti Cristo, però se è figlio di Cristo, se sta nel 50 e qualcosa, avanti Cristo. 19 cava che ne 50, siamo già A 36? 36. Cava che ne 19, mi pare che sia 50, sì, contarte però, contarte. Cava che ne quindi 33. Beh, questo qua è il ragionamento a fine. 2040. Perché? Approssimato. 2054. Perché? Perché 2017 più 37. Giusto? 33. 33? Allora no, allora 2050. Fottuti. Discussione tra geni qua? Mi fido di lui. Ah, ti fidi, che amici ci si deve fidare, Sì. Mi sono 86. Sono stato a catechismo più o meno 15 anni, 13. Sì? E mi ha detto che ne aveva 910 anni. No. 66. Perché se il doppio è 33. 33 avanti Cristo, dopo Cristo fa 66. Adesso risponde e dopo io va via. 33 per sempre, perché è risorto e avrà sempre 33 anni. Cosa ha fatto Noè? Noè piattato il bastone e ha aperto. E Mosè invece? E che ha fatto la barca. Sei sicuro? Però no, non so sicuro. Uno che ha aperto le acque, che altro che ha caricato la barca. Che ha preso il montone e la pecora, il toro e la vacca, l'uomo e la donna. Ah, ha messo dentro anche l'uomo e la donna? Carica un po' tutti. E che ha portato gli egiziani in Palestrina. Ah, in Palestina a Venezia. Di là del canale. Ah, al di là del canale. Il Mar Rosso. Quindi a Pellestrina. Sì, Pelestina, no. Pellestrina o Pellestrina? Palestina. Fammi lo spelling di P. P A L le e s t Palesti. Siamo arrivati a Palesti. I no. N A. Palestina. Sì. Ti eri sbagliato prima. Sì. Sì, ok. Noè è quello che ha detto ai discepoli, una volta che si è partiti qua a Arca, so tutti e Noè, quello se Noè. Era Veneto? Ed era Veneto, sì Noè si è passato sopra l'arca e Mosè l'ha aperta in mezzo. Sì, Mosè è quello che ha impiantato il bastone, che ha detto destra, sinistra, via, e che passiamo noi altri. Noè invece è quello che l'arca, gli animali, le lieveri, i faiani, tanto quadrio. Che se Mosè a grossa de caso Scarparo. a parte alimentare che ha di tutto. Di fianco a Cesco e Monica. E Noè? Noè ha salvato il leone. Il leone? Sì.
Abbia fatto un barcone e hanno caricato su gli animali. Stile immigrazione. Se c'era Salvini... No, se fosse stato Salvini non l'avrebbe fatto. Gli animali, elefanti, giraffe, ippopotami, cani, gatti, tutti. Non manca più nessuno. Solo non si vedono i 2 leopardi. E neanche Noè. Sì, neanche a noi. A Saunara hanno messo la multa per bestemmie di 400 euro. Cosa ne pensi? Diventa comune più ricco d'Italia, diventa. Spero che ne metta anche a San Giorgio. Uno ciapa la multa e tacca per settimana ancora e quindi ha capito tutto qui là. E ciapa la multa e tacca per settimana ancora e ciapa ancora Biscay. Quindi tra qua 2 o 3 anni ti vedrai che Saunara viene fuori al centro del mondo. Scampa, perché miei multe euro. Scampa. Togliete gli autovelox dalle strade e mettete la multa alle bestemmie. Più bestemmie, meno autovelox. Penso che se mi abitasse là, mi garia ciapana rua di skate. Quindi sono contento di abitare a Grossa. Se abiti a Grossa risparmi. Sparando sì. Però comunque di caro tiro anche metà. È già a 400 euro. Vabbè, sensato anche per me di caro perché alla fine. Altri 400 euro, siamo già a 800. Sindaco, qua avremo già 800 euro in 30 secondi, Gesù che briscola del sintasse è cari, cosa fetto? Ma la mino gli do, però. Neanche a me di caro. Neanche a me. 1200. Occorre una determinata civiltà soprattutto per le persone più piccole. Detto questo, 400 euro di multa non può offendere nessuno, ma Secondo me è un po' una stronzata perché multare, cioè far pagare soldi alla gente che bestemmia, magari che è un po' una giornata storta. È tipo che fai cioè. Non sono d'accordo, ognuno decide di fare ciò che vuole. è messo già di cercare il secondo lavoro per pagarle. Free bestemmia for one frase. Tipo il free drink. Le vostre penne non fermeranno mai la nostra voglia. Bestemmare non va bene, ma il fatto che comunque magari c'è gente credente o no in certi posti. Che dopo la bestemmia magari certe volte si adoperà come una virgola senza offesa, potrei mettere a posto tutto.